Un saluto da Dottor Palmas, SOS Turismo Dentale e Dentisti Moldavia. In questo video parlo di come selezionare correttamente i materiali per eseguire le riabilitazioni complete della bocca, All-on 4, All-on 6 oppure su 8 impianti dentali. Fondamentalmente materiali ne abbiamo di tanti tipi in odontoiatria, però è importante selezionare i materiali che simulano sempre più in maniera vicina, cioè che si comportano in maniera similare ai denti naturali. I denti naturali sono dei denti, delle strutture veramente perfette, complesse, sono resistenti, sono resistenti all'abrasione, sono resistenti alla compressione, sono dei denti che possono rompere le noci, sono dei materiali, delle strutture che sono anche flessibili allo stesso tempo. Il dente è un organo che è duro, è flessibile e resiliente allo stesso tempo. Trovare un materiale che abbia in sé tutte le varie proprietà dei denti naturali, proprietà anche ottiche, estetiche, di trasmittanza del calore, è difficile, è impossibile quasi. L'odontoiatria moderna cerca di simulare, unendo più materiali, quelle che sono le sfumature di comportamento dei denti naturali. Anche io faccio sempre l'esempio di una gamba. Per esempio, se io perdo una gamba posso avere posizionata una protesi, ma è veramente improbabile pretendere che la protesi della gamba nuova si comporti come una gamba originaria. Ok, sarà pur sempre una gamba finta quella che ho, saranno pur sempre dei denti finti, dei denti artificiali, delle protesi. Quindi questa è la prima cosa da capire quando si parla di materiali per simulare la dentatura, l'anatomia, la funzione, l'estetica di un qualcosa che in realtà è molto molto diverso da quello che noi mettiamo in bocca. Noi partiamo sempre dal presupposto che tutti i materiali sono imperfetti, tutti i materiali presentano dei limiti di rottura e un paziente che ha perso tutti i denti non avrà mai quella sensibilità tattile nella masticazione dei denti naturali. Un capello tra i denti non lo percepisce un paziente con tutti i denti nuovi sopra e sotto su impianti. Quindi è importante da parte dei tecnici, da parte degli addetti ai lavori, andare a individuare il tipo di masticazione e di dinamica della bocca di quel paziente e accoppiare in quella bocca i materiali migliori, più adatti in quel caso specifico. Ci sono pazienti che bruxano, pazienti che sono scordinati, pazienti dolico-facciali come me, il viso allungato, pazienti che hanno il viso tonto oppure quadrato, il cosiddetto brachiotipo, brachiofacciale, sono i pazienti che hanno i muscoli belli forti, pazienti che hanno mandibole larghe, pazienti che hanno mandibole strette, e le forze e la dinamica di movimenti della bocca è completamente diversa tra gli uni e gli altri. Quindi non possiamo utilizzare per esempio in un brachifacciale lo zirconio, e non possiamo utilizzare lo zirconio su soli 4 impianti o su soli 6 impianti. Ci sono tanti limiti che vanno presi in considerazione quando si fa un'articolazione e una bocca. In più i materiali hanno dei limiti di rottura. Quando si vanno ad accoppiare tra di loro i materiali sopra e sotto devono sempre essere coordinati. Non possiamo mettere ceramica con composito, ma dobbiamo mettere ceramica con ceramica, composito con composito, oppure denti naturali con composito sarebbe l'ideale, al massimo denti naturali con ceramica, anche se in questo caso la ceramica va con gli anni a consumare lo smalto naturale, più abrasiva. Bisogna oltretutto capire quanti impianti dentali il paziente ha messo, come sono messi questi impianti dentali, è quello che determina poi anche il tipo di materiale che noi possiamo utilizzare. Meno impianti mettiamo e più è rischiosa la terapia, perché aumentano le distanze tra un impianto e l'altro. Lo zirconio, per esempio, si fa un gran parlare dello zirconio, ma si dimentica che lo zirconio nasce per fare piccole riabilitazioni come un ponte, mancanze di 2-3 denti. Lo zirconio va bene per i denti anteriori, ancora per i denti posteriori, ma per piccoli spazi, piccole riabilitazioni. Fare tutta l'arcata in zirconio si può fare, ci sono dei casi in cui l'abbiamo fatto, in cui si può fare, però comunque sta andando via via nel tempo a essere, come dire,
sorpassato da altri sistemi che permettono di utilizzare materiali innovativi come per esempio il Pecton o altri polimeri che sono usciti questi anni, che ci consentono di avere l'elasticità del metallo con materiali che comunque non sono scuri come il metallo ma sono chiari, e quindi di essere accoppiati con dei materiali estetici, per esempio il composito. Ci sono poi due modi di ricostruire i denti: si possono fare o a mano libera, a mano, oppure si possono usare dei denti preformati. Quello che cambia tra gli uni e gli altri è che qua, se il tecnico è bravo, esteticamente i denti vengono belli. Qua, se il tecnico non è bravo, i denti vengono comunque non belli ma bellissimi. I denti preformati sono dei denti però che possono essere accoppiati solamente su alcuni nuovi tipi di materiali, come per esempio il Pecton, il PIC. Si possono scegliere poi dei materiali preformati che hanno diverse proprietà meccaniche, dalla ceramica, che sono una via di mezzo tra il composito e la ceramica, dei materiali più duri del composito, che sono in genere i materiali che si usano per le otturazioni. E poi ci sono degli svantaggi: per esempio in caso di riparazione questi sono più difficili da riparare, in caso di riparazioni questi basta ripararli come un'otturazione, quindi c'è una manutenzione molto più semplice in questo tipo di riabilitazione. Oltretutto si ha in questi casi la struttura per esempio in metallo, ok, e qua si mette lo zirconio per esempio, oppure scusate, non lo zirconio ma volevo dire la ceramica. In questo caso invece si mette il composito, questa mettiamo c'è così si distingue ceramica, qua invece si mette il composito, e qua si mette per esempio il PEC, il nuovo materiale. Questo materiale con questo poi può essere accoppiato con un altro tipo di composito liquido che funge da cuscinetto elastico. Questo invece non si può fare in questo caso. Riabilitare una bocca con i materiali significa conoscere i materiali, conoscere la biologia, come si comportano i denti, e andare a replicare la biologia scegliendo i materiali che prendono che ci permettono di ottenere le proprietà che si avvicinano al comportamento naturale del dente. Questa era la logica che c'è alla base della selezione dei materiali. Ci sono da valutare anche alla base altre condizioni, come per esempio il tipo di impianti che si è potuto mettere. Gli impianti dipendono a loro volta dal tipo di osso da cui partiva il paziente, dalla possibilità o meno di fare innesti di osso. Sono tanti i fattori che vanno presi in considerazione per scegliere poi alla fine i materiali. Infatti noi al nostro policlinico i materiali diciamo che li scegliamo quasi alla fine, dopo che abbiamo visto esattamente dove si è potuto mettere gli impianti, come hanno attecchito, la forza di resistenza dell'impianto nell'osso, quanto sono distanti. Allora lì noi decidiamo e diciamo al paziente: guarda, puoi fare questo o questo, oppure guarda, puoi fare solamente questo, oppure pensavamo si potesse fare ma in realtà le cose sono un po' diverse, ti consigliamo di non fare questo. Questo è un modo corretto di lavorare e di essere onesti prima di tutto con noi stessi, per poter poi essere coi pazienti onesti. Lavori dentali comprati a scatola chiusa perché magari uno ha letto la pubblicità o l'onfor in ceramica, facciamo attenzione perché sono veramente dei lavori quelli che possono rompersi quasi sicuramente. Per ora un saluto da Dottor Palmas e appuntamento al prossimo video.